Negli ultimi 2 giorni sono stati intensificati i controlli dei carabinieri della compagnia di Agrigento nei comuni di Favara e Porto Empedocle, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e il rispetto delle normative nei locali della Movida. Nella giornata di giovedì, i militari dell'Arma, in collaborazione con la polizia locale di Favara, hanno effettuato dei controlli serrati negli esercizi pubblici, sanzionando ben 4 locali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Venerdì sera i carabinieri hanno invece intensificato la vigilanza a Porto Empedocle, teatro di recenti episodi di violenza, con numerosi accertamenti su strada e nelle aree di ritrovo dei giovani. Nel complesso i militari dell'Arma hanno sottoposto a controllo 77 veicoli e 200 persone, garantendo una cornice di sicurezza rinforzata nel corso delle ore di maggiore transito. L'attività dell'Arma dei Carabinieri proseguirà nel corso delle prossime settimane anche nel capoluogo e negli altri comuni limitrofi, al fine di garantire la sicurezza e tranquillità alla cittadinanza e il rispetto delle regole della civile convivenza.